Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Paladante di Sesto per assistere alla terza giornata del campionato di Serie 2 di futsal girone A tra il Città di Sesto e il Carré Chiupano. Gara con il primo pallone giocato dalla formazione ospite del Chiupano, subito la conclusione del numero 6, il numero 9 Pedrigno, palla dalla parte opposta per Senna, ancora Senna questa volta col destro, per Ruffine, ancora Ruffine, uno contro uno col destro, la mette in mezzo, ci arriva l'estremo difensore, ancora Papù, si ferma, il pallonetto per Ruffine, palla sporcata, poi il destro, calcio d'angolo, Ruffine sul punto di battuta, Renan la conclusione, ancora Massafra. Le finte di Papù, si defila sulla destra, il destro, il laterale Senna sul punto di battuta, la conclusione Zanatri dove arriva Massafra, ancora Ruffine, però palla recuperata da Epp, Ruffine in anticipo, ancora Epp, c'è il gol dell'ex di Epp che non esulta, c'è il gol, ancora Renan, c'è l'intervento di Senna, riparte, c'è il gol del 2-0 per il Chiupano, arriva Cau dalla parte opposta, il doppio passo, la conclusione col destro deviata in calcio d'angolo, Ruffine il pallonetto a square col sinistro, ancora Casu per Renan, sbaglia Renan, può partire il numero 16 Senna, Tao spalla alla porta, pallone sotto la pianta del piede, lo scarico ancora per Renan, adesso conclusione, ancora Epp, l'aggancio, il tiro, ancora Betao per Papù, la di Betao per Papù, poi Casu con la sinistra, il palo, Ruffine, pallone per Betao, poi Casu non riesce, del campione brasiliano, Cau con la destro, palla chinellato in diagonale, Zanata della difesa del Chiupano, ancora a square col sinistro, questa volta alta, calcio d'angolo già battuto dallo stesso Betao, adesso Ruffine col sinistro in due tempi, ancora porta, mantiene lui la palla, la protegge, la conclusione di Renan in questo avvio di ripresa dopo un minuto, già andata più di una volta la conclusione, la formazione padrona di casa anche in questo momento, parte Senna con la sinistra, palla verso il primo palo, fino al rimorchio, la conclusione di Ruffine bloccata ancora da Massafra, la palla Morella, ancora Betao che serve Renan, la conclusione Renan, Papù, il palo ancora di Papù, a Massafra battuto, non certo fortunato il Città di Sesto, Senna, ancora Senna, porta palla a lui, palla intercettata da Papù, superiorità numerica, 3 contro 1, ancora Papù per Ruffine, ancora Ruffine col sinistro e il gol del capitano che accorcia le distanze, 3-1 per il Chiupano, riescono a mandare alla conclusione il numero 14 Papù, adesso Betao, ancora pallone sotto il piede, Ruffine, il 3-2, ma la giocata è quella di Betao, è quella che ci si aspetta a Sesto, il posto palla, si gira Betao, le finte di Betao, scarica per Renan, arriva a rimorchio a square col sinistro, ma per qualche blocco, per liberarsi, anzi si allargano, parte Renan col destro, Massafra col, adesso calcio d'angolo, il pallonetto Cau al volo col destro, Papù, arriva a Renan, l'ultimo tocco dello stesso Renan in laterale, questo giallo è uno scandalo, questo giallo è uno scandalo, visto e considerato che Renan aveva appena toccato il pallone in gioco e stava correndo verso la sua metà campo, ancora Senna, la conclusione, Zanata spedisce in laterale, quasi intercettato da Papù, cerca di chiudere la linea di passaggio Papù, Pedrigno sino alla fine col sinistro, c'è il gol del Chiupano, il 4-2 del Chiupano, a square col sinistro, palla, prova a girarsi lui questa volta, ancora Betao, mantiene il pallone, lo lascia là, poi Papù con la destra, ancora Massafra, Betao, ancora Betao, arriva a rimorchio Cau che prova il destro in corsa, ancora Betao, Papù col destro,
Zannoni, palla l'imbucata per Chinellato, Zanata, poi arriva l'anticipo di Pedrigno, ancora Pedrigno col destro, Cau il controllo, pallonetto ancora per Cau, va lui alla conclusione col destro, palla ancora Ruffine con la sinistro, Massà per Ruffine, ancora Ruffine, si gira questa volta col destro, ancora pallone per Bettao, fuori per Ruffine con l'appiato, poi c'è la girata e poi c'è la conclusione di Senna, ma ancora per Cau, sbaglia Cau, Pedrigno alla porta praticamente libera, prende il palo Pedrigno, ancora Ruffine con la sinistro, Massafra spedisce in calcio d'angolo, Cau per Bettao e sbaglia, poi la fortuna, serve ancora Epp 2 contro 1, ancora Epp, pallone per Pedrigno e c'è il gol in contropiede di Pedrigno. Termina così la sfida tra il Città di Sestu e il Carré Chiuppano con la vittoria per 2-5 della formazione ospite.